servizi per la casa fino al costo della vita in generale. Inflazione boom in Veneto, a Treviso i dati peggiori a livello nazionale. L'allarme di Confartigianato e pandemia economica, agire subito, il sistema non reggerà a lungo. Autonomia, il PD regionale lancia le sue proposte per raggiungere l'obiettivo senza restare in stallo, abbandonare la richiesta delle 23 materie e focalizzarsi su 7 aree. Rivolta nel carcere minorile di Treviso, materassi dati alle fiamme, tensione alta anche oggi, la protesta di una decina di giovani che chiedevano pasti particolari per il Ramadan. Giallo del Po, divulgate le foto dei vestiti indossati dalla donna mutilata e ritrovata in un borsone ad occhio bello, la speranza è che qualcuno possa riconoscerli. Il giudice accoglie la richiesta della procura, sarà giudizio immediato per l'imprenditore bulgaro che ha provocato la morte di Jessica e Sara, prima udienza l'8 giugno. Sul listone a Padova l'auto della strage di Capaci, di fronte al municipio ci si può fermare a riflettere davanti a una delle vetture che componevano la scorta di Giovanni Falcone. A Villa del Conte, nel Padovano, 2 bambini di 10 anni premiati dal sindaco hanno ritrovato un portafoglio e, senza pensarci un attimo, hanno chiamato i carabinieri. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'inflazione boom in Veneto, ed è in provincia di Treviso che si registrano i dati peggiori a livello nazionale. Lo studio e l'allarme di Confartigianato. Sentiamo. Alimentari, mobili, articoli e servizi per la casa, costo della vita in generale. Non c'è quasi settore dove la marca non registri un record negativo, e non solo in Veneto, ma in rapporto a tutto il territorio nazionale. L'analisi dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto ha rielaborato i dati Istat tra febbraio 2021 e febbraio 2022, esaminando il trend di 10 gruppi di prodotti e servizi per oltre 230 prodotti. Il quadro che ne emerge è una definizione tra le più azzeccate del periodo. Pandemia economica, come la chiama Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. L'inflazione, spiega, sta portando alla diminuzione del potere di acquisto della popolazione e mettendo in crisi le imprese, strette tra la morsa delle tasche vuote delle persone e l'incredibile aumento dei prezzi delle materie prime e delle bollette. È evidente che la provincia di Treviso ha un record che è quello delle esportazioni, ha un'economia collegata anche con l'estero e quindi per fortuna quella ha tenuto. Però questa ci comporta magari dei costi superiori rispetto ad altre province, perché evidentemente noi abbiamo magari consumi energetici, abbiamo tipo di produzione, abbiamo tipo di collegamenti lunghi e quindi i costi sono in più. Le cifre nel dettaglio sono impietose. In media il costo della vita in un anno nella Marca Trevigiana è aumentato del 6,1% contro la media nazionale del 5,1%. Nel comparto alimentare, Treviso, febbraio 2022, è stata la peggiore in Italia, con un aumento dell'8,6%, quasi il doppio della media nazionale. Record di aumenti anche nei mobili, articoli e servizi per la casa, con un più 5,3%, altro peggior risultato italiano. In termini assoluti il picco di aumenti spetta al sistema casa, colpa del caro bollette che ha fatto schizzare in alto i costi di ben 28,4% a Treviso contro il 27,8% del dato medio italiano. Altro settore fortemente penalizzato dall'inflazione, i trasporti, che scontano il costo del carburante, segnando un aumento annuo del 9,6% contro il 9% nazionale. Unica nota positiva nel dramma generale, i settori dove i prezzi sono addirittura scesi. Accade nei servizi sanitari e spese per la salute, dove Treviso è tra le migliori in Italia, con un meno 1,7% rispetto alla media generale. Tutto questo però non cancella il quadro generale nerissimo. L'appello degli artigiani, necessari interventi veloci per ridurre l'effetto deflagrante che questa situazione potrebbe avere sulla ripresa. E se noi arriviamo all'inverno in questa situazione, evidentemente abbiamo un cimitero sia nelle imprese ma soprattutto anche nelle famiglie, perché non possono reggere. Autonomia del Veneto, il Partito Democratico da Padova lancia le sue proposte. 1634 giorni di stallo dal referendum del 22 ottobre 2017, ma forse potrebbero essere mesi decisivi questi di fine legislatura per l'autonomia, non solo del Veneto, di tutte le regioni italiane interessate. Dalla storica sede di Padova del Partito Democratico, i vertici regionali Dem lanciano una serie di proposte per superare più di 4 anni di impasse in una logica contrapposta rispetto a quella che sinora è stata la madre di tutte le battaglie. Questo scorcio finale della legislatura, dopo 2 anni di pandemia,
può essere utilizzato perché 2 anni di pandemia dimostrano che è necessaria una leale collaborazione tra Stato e Regioni e perché esiste una maggioranza parlamentare molto consistente che sostiene il governo Draghi che potrebbe dare una spinta alla realizzazione di questo obiettivo. Noi ci siamo in Veneto, ci siamo a livello nazionale. E questa discussione non riguarda una sola persona, riguarda tutti i veneti. Per raggiungere l'obiettivo con l'ampia maggioranza di cui un simile provvedimento ha bisogno in Parlamento, si deve partire da una legge quadro su cui già la ministra Gelmini sta lavorando, ma anche la Regione deve e può fare la sua parte. In questo momento è necessario cambiare rotta e come Partito Democratico abbiamo voluto dire come si può fare. Si può fare innanzitutto abbandonando il feticcio delle 23 materie che devono essere, secondo il Veneto di Zaia, realizzate tutte subito, ma individuando alcune materie sulle quali concentrare l'iniziativa e anche pensando che le risorse finanziarie debbano essere date per l'erogazione di quelle materie e quello che riusciamo a risparmiare perché facciamo meglio ce lo teniamo in Veneto. 7 le materie individuate dal Partito Democratico Veneto e illustrate da Ivo Rossi, responsabile regionale sui temi dell'autonomia e del regionalismo. Il lavoro e le sue politiche, la formazione con gli ITS, il sistema di istruzione e formazione professionale, l'internazionalizzazione delle imprese, il governo del territorio sui fronti della rigenerazione urbana e del rischio sismico. Una discussione che va riportata nella sede naturale del Consiglio regionale con la creazione di una commissione speciale per l'autonomia. Giallo del Po, sono state divulgate le foto dei vestiti indossati dalla donna ritrovata a pezzi in un borsone ad Occhiobello. La speranza è che qualcuno possa riconoscerli. Indossava questi indumenti quando hanno martorizzato il suo corpo, tagliandole testa e mani e facendolo a pezzi. Ecco i vestiti che ricoprivano i resti della donna sconosciuta rinvenuta in un borsone lungo l'argine del Po ad Occhiobello lo scorso 4 aprile. Un caftano blu con disegni orientali sui bordi dai colori sgargianti, rosso, giallo e verde, un paio di jeans scuri e un secondo camicione, forse una giacca più leggera di colore rosa intenso. I carabinieri di Rovigo, d'accordo con la procura che coordina le indagini, hanno deciso di divulgare le foto dei vestiti che indossava la donna del Giallo del Po al momento del delitto. La speranza è che qualche dettaglio fornito dagli indumenti possa contribuire al suo riconoscimento. La donna, secondo gli accertamenti, sembra essere di giovane età, non più di 30 anni e di carnagione bianca. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Dopo il decesso il corpo è stato orribilmente mutilato. Mancano testa e mani. Dallo stato di conservazione del cadavere è quasi certo che l'uccisione sia avvenuta di recente. Il corpo era stato ritrovato lungo l'argine del Po ad Occhiobello nel pomeriggio del 4 aprile. La scoperta del borsone era stata fatta da 2 dipendenti di AIPO che stavano facendo una ricognizione con il motoscafo. Al giudizio immediato chiesto ed ottenuto dalla procura di Pordenone per Dimitre Traikov, l'imprenditore bulgaro accusato di omicidio stradale pluriaggravato e omissione di soccorso dopo il tragico incidente costato la vita in A28 alle cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. I difensori dell'indagato, tuttora agli arresti domiciliari, stanno valutando di contrapporre la richiesta di accesso a riti alternativi che possano comportare per il 62enne uno sconto di pena. Se così non sarà, il processo a suo carico si aprirà l'8 giugno direttamente con la fase dibattimentale. Gli avvocati che difendono Traikov stanno valutando la strada da intraprendere e si dicono determinati a ridimensionare la gravità delle accuse a carico del loro assistito. Traffico internazionale di carburante ed evasione delle accise. Oltre 80.000 litri di gasolio di contrabbando e 3 articolati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha denunciato 7 persone. Dichiaravano di trasportare solvente organico, olio lubrificante o plastificante. Nella realtà le autocisterne trasportavano gasolio di contrabbando che veniva introdotto illegalmente in Italia dall'est Europa. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso si è concentrata sui mezzi pesanti in transito in A4 fermati nei pressi del casello di Venezia Est e dell'area di sosta di Roncade. Abbiamo portato a conclusione un'operazione di polizia giudiziaria
che ha condotto al sequestro di 82.000 litri di gasolio in contrabbando e al sequestro dei 3 mezzi utilizzati per il trasporto stesso e la denuncia alla locale autorità giudiziaria dei 7 soggetti responsabili dei reati ascritti. I sospetti sono nati dalla documentazione presentata dagli autisti, incompleta e illogica. Illogica perché il prodotto veniva prelevato da raffinerie dell'Est Europa ed era destinato addirittura in paesi stranieri, quindi sostanzialmente il posizionamento dei mezzi all'interno del territorio nazionale non giustificava neanche da un punto di vista economico il tragitto che si stava effettuando. Le analisi sul prodotto trasportato hanno confermato che si trattava di gasolio introdotto illegalmente in barba alle accise e ai vincoli per la circolazione nella comunità europea. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del gruppo della Guardia di Finanza di Treviso, che sta addirittura intensificando proprio in questo particolare periodo che è caratterizzato da tanta incertezza e soprattutto da speculazione, specialmente sul settore energetico e dei prodotti petroliferi. Mafia calabrese in Veneto, ci sono novità sul caso dell'imprenditore edile di Camponogara, Borella, uno dei pochissimi che ha avuto il coraggio di denunciare. Era il marzo 2019 quando un blitz di carabinieri e guardia di finanza ha scoperchiato un sistema messo in piedi dall''ndrangheta in Veneto con decine di arresti, sequestri di milioni e accuse che andavano dalla corruzione al riciclaggio di denaro sporco. Pochi gli imprenditori ricattati che ebbero il coraggio di denunciare, tra loro il costruttore edile Mario Borella, consigliere comunale a Camponogara dal 2014 al 2019 e candidato sindaco a Mira nel 2012. Un imprenditore che io definirei anche un imprenditore coraggio, perché è un esempio veramente per tutti quelli che sono nella stessa situazione, cioè minacciati dalla mafia. Aveva venduto un appartamento ad una persona, a Mangone, il quale però non aveva pagato il prezzo e aveva promesso di pagarlo nel giro di un anno. Cosa che però non è avvenuta e per cui l'imprenditore ha iniziato a pretendere i suoi 75.000 euro. Mangone lo portò di fronte al notaio dove in realtà l'imprenditore si vide uno scritto in quale doveva rinunciare di fatto a tutto dichiarando di essere soddisfatto del prezzo, cosa che non era vera. Da lì sono partite anche delle minacce da parte dei presenti e lui ha dovuto in qualche maniera firmare perché veniva minacciata anche la famiglia, la moglie eccetera, e questo ha creato, diciamo così, una sorta di estorsione, vera e propria estorsione con aggravante mafiosa che è appunto il capo di imputazione che si è dell'udienza preliminare che si è tenuta. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio del notaio e l'udienza preliminare a carico di Mangone, uno dei principali indagati nell'inchiesta della cosca calabrese affiliata al Grande Aracri, è stata rinviata al 27 giugno per mancata notifica all'imputato. Il nostro obiettivo è quello di costituirci parte civile, cercheremo di farlo alla prossima udienza, chiedere un risarcimento del danno che sarà non soltanto un risarcimento di tipo materiale, cioè per il prezzo appunto dell'appartamento che è stato perso, ma anche un risarcimento di tipo morale. Dopo l'arresto di Mangone e dei suoi complici nel 2019, Borella si recò dalla Guardia di Finanza per raccontare quanto gli era accaduto, fornendo importanti riscontri agli investigatori. Ha avuto paura della vicenda, di quello che gli è accaduto, però ha avuto quel coraggio, un esempio importante di un tentativo andato a buon fine da parte di un imprenditore veneto di ribellarsi alla mafia e di avere il coraggio di denunciare e di portare di fronte al giudice coloro che hanno collaborato a questa estorsione con finalità mafiosa. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo ora a Padova perché sul listone è stata collocata l'auto della strage di Capaci. Di fronte al municipio ci si può fermare a riflettere davanti a una delle vetture che componevano la scorta del giudice Giovanni Falcone. Questi sono i resti dell'automobile della scorta del giudice Giovanni Falcone. L'autovettura in gergo radio si chiamava Quarto Savona 15. Qui viaggiavano i 3 componenti, 3 poliziotti che scortavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo durante il viaggio dall'aeroporto di Palermo. I poliziotti erano Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani. Questa automobile è ora itinerante in Italia per continuare a parlare di
mafia e soprattutto di antimafia, di come evitarla, nell'annata che siamo nel 30° anniversario, a maggio, il 23 maggio 92 fu la strage, quindi siamo nel 30° anniversario di questo fatto così incredibile che colpì per la sua crudeltà, ma soprattutto colpì tutto il sentimento, credo, degli italiani, senza nessuna diversità di latitudine. Ecco qua i resti della Croma, della Fiat Croma della scorta in cui viaggiavano i 3 poliziotti, perché se ricorderete quel giorno il giudice Falcone decise di mettersi al volante. I resti, come vedete, parlano da sé, si vede molto bene anche il cruscotto fermo sul chilometraggio raggiunto dall'autovettura fino a quel giorno. La macchina lasciò la caserma Lungaro, suppongo si dica così, quella mattina insomma non vi fece più ritorno. Il poliziotto trevigiano Luciano Tirindelli all'epoca era in servizio alla questura di Palermo. Il giorno della strage doveva essere di scorta a Falcone. Si salvò per un normale cambio di turno chiestogli da Vito Schifani. Ecco il suo ricordo del giudice. Abbiamo perso un grande magistrato, abbiamo perso un grande uomo. Tante volte mi chiedo chissà dove poteva arrivare. Un uomo onesto, pulito, un uomo che si è sacrificato per l'Italia. Veramente sembrano parole così, dette da tanti, ma è veramente così. Non voleva e non ha voluto avere figli perché sapeva che la sua vita era molto rischiosa. Rivolta nel carcere minorile di Treviso Materassi, dati alle fiamme nella notte, alta tensione anche nelle ore successive. Le urla, i mobili distrutti, i materassi dati alle fiamme, la tensione altissima scoppiata in tarda serata prima di essere sedata a notte inoltrata. Una rivolta che ha messo alla prova la polizia penitenziaria del carcere minorile. Si rischiava pure che rimanevano nelle proprie stanze con i rischi connessi, cioè perché poteva avvenire una intossicazione, diciamo, da fumo, e con i rischi per loro ma anche per gli stessi agenti che comunque sono dovuti intervenire. Il clima è rimasto incandescente anche nelle ore successive per la gran parte della giornata, prima che alcuni dei responsabili venissero trasferiti. Una protesta scoppiata per i pasti ritenuti non adatti al periodo di Ramadan, osservato dalla gran parte dei detenuti presenti musulmani. Bastava che chiedessero, spiega il Sappe, la direzione è sempre stata disponibile. Questo non è un valido pretesto per poter mettere in scena una rivolta di questa portata. Quindi diciamo così che si è soffiato sul fuoco, perché poi quando si crea all'interno dell'istituto una commistione tra persone che sono ultradiciottenni e minorenni, si crea una sorta di miscela esplosiva. 11 su 13 hanno fatto scoppiare la rivolta, a guidarla dei maggiorenni entrati in carcere in età minorile e, come prevede la legge, con la possibilità di rimanere lì fino al compimento dei 25 anni. Una situazione inaccettabile, tuona il Sappe. Bisogna cambiare questa legge che favorisce l'università del crimine nei minorili, altro che rieducazione. Per calmare gli animi e sedare la rivolta sono stati schierati numerosi poliziotti, richiamati anche quelli che non erano in turno. Sul grave episodio ora saranno accertate le responsabilità. Vanno individuati un pochino quelli che sono stati più facinorosi, un poco più protagonisti di questa rivolta messa in atto. Resta la preoccupazione in città. Nella casa circondariale di Santabona tutti ne hanno sempre solo parlato bene, anche da un punto di vista della qualità del servizio che viene offerto ai detenuti, quindi bisogna capire se è un caso isolato o se c'è qualcosa da correggere, però ripeto, ne parlerò con il direttore e poi il fatto che siano i giovani i protagonisti è un ulteriore elemento di riflessione. Mi auguro che la direzione del carcere faccia chiarezza alle parole del segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi, perché bisogna evitare che si ripetano situazioni come quelle vissute in queste ore che mettono a rischio la sicurezza di chi lavora all'interno della struttura. Critica anche la CGIL per bocca di Marta Casarin, segretaria della Funzione Pubblica. Da questi gravissimi fatti da condannare e che non devono ripetersi emerge un quadro per nulla nuovo, ingestibile, fatto di carenze di personale, in particolare nell'area pedagogica, che aprono falle anche sul versante della sicurezza. Piccole
Piccoli e onesti cittadini crescono a Villa del Conte nel Padovano, dove 2 bimbi di 10 anni hanno ritrovato un portafogli e hanno chiamato i carabinieri. Hanno arricchito la loro collezione di uova di cioccolato 2 giovanissimi cittadini di Villa del Conte, 10 anni ciascuno, premiati con fierezza dal sindaco Antonella Argenti. Erano insieme quando per terra hanno ritrovato un portafoglio con all'interno tutti i documenti e il denaro, racconta il primo cittadino sui social, e senza pensarci 2 volte hanno immediatamente contattato il 112. Intervenuti subito, i carabinieri hanno restituito il portafoglio al legittimo proprietario. Il sindaco confessa di aver stretto loro la mano con gratitudine e orgoglio per il comportamento, un'azione onesta premiata da Antonella Argenti immediatamente con 2 uova di Pasqua consegnate ai giovanissimi cittadini e un invito: avanti così ragazzi, che cambiamo il mondo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Benvenuti al meteo. Anticiclone in rinforzo, bel tempo e clima da primavera inoltrata. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 aprile. Sul Veneto fino al primo mattino sarà piuttosto nuvoloso in pianura, poi a seguire nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o velato ovunque dal pomeriggio. Anche sui monti sarà via via sgombro da nubi. Temperature in aumento, anche sensibile e dunque molto gradevoli. Minime tra 3 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota. Di notte possibili foschie o locali nebbie nelle valli e in pianura. Temperature minime tra 6 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si alterneranno schiarite e annuvolamenti anche intensi che localmente potranno attenuare il soleggiamento. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.